Ogni giorno ti invito a riconoscere le piccole meraviglie attorno a te. La gratitudine è il ponte che ti avvicina a me. Quando ti fermi un attimo e guardi con attenzione, puoi scoprire la bellezza nei dettagli, è lì che troverai la mia mano che guida. Ricorda che ogni sorriso, ogni gesto gentile, è un riflesso del mio amore per te. La tua vita è costellata di piccoli doni che ti parlano della mia presenza. Sappi che la gratitudine apre le porte alla gioia. Ti invito a lasciare che il tuo cuore si riempia di riconoscenza per ogni esperienza, anche le più semplici. In questo modo puoi avvicinarti a me e sentire la mia essenza in ogni istante. Quando ringrazi, crei uno spazio sacro dove posso dimorare. Non dimenticare che ogni respiro che prendi è un'opportunità per riconoscere la mia bontà. La gratitudine è la chiave che libera la tua anima dal peso delle preoccupazioni. Invece di focalizzarti sulle mancanze, guarda a ciò che hai e vedrai come la tua vita si illumina. Ogni mattina, alzati con un cuore grato e scopri la meraviglia del mondo che ti circonda. Ricorda, figlio mio, che anche nei momenti difficili, sono qui con te, pronto a sostenerti e a guidarti. La bellezza della gratitudine ti avvolge come un abbraccio caldo. Ti invito a praticarla non solo nei momenti di gioia, ma anche quando affronti le sfide. Ogni prova è un'opportunità per avvicinarti a me e comprendere il mio amore infinito. La gratitudine ti darà la forza di superare gli ostacoli, poiché ti ricorderà sempre che non sei mai solo. Quando ti concentri sulle benedizioni, vedrai come la tua vita si trasforma. La mia luce brilla anche nei giorni più bui, e la gratitudine è il faro che ti guiderà. Ti invito a portare con te questa pratica quotidiana, annota ciò per cui sei grato e lascia che queste parole risuonino nel tuo cuore. Ricorda, la gratitudine è un atto di fede. È un riconoscimento che tutto ciò che hai è un dono, e che la mia generosità è infinita. Ti amo, e ogni giorno desidero che tu possa scoprire la bellezza che ti circonda. Vivi con gli occhi aperti e il cuore disponibile, e troverai la mia presenza in ogni attimo della tua vita. Vivi nel momento presente, figlio mio. È qui che mi trovi, nel silenzio e nella calma del tuo cuore. Non lasciare che il passato ti imprigioni né che il futuro ti spaventi. La vita si svolge adesso, e in questo istante, io sono con te. Senti la mia presenza in ogni battito del tuo cuore e in ogni respiro che prendi. Riconosci la bellezza di ogni attimo e abbraccia il dono dell'oggi. Ogni giorno è un'opportunità per scoprire la meraviglia che ti circonda. Fai una pausa, ascolta il tuo respiro e senti come ogni momento è sacro. È nel presente che puoi trovare la pace che cerchi, perché io sono qui, presente nel tuo essere. Quando ti senti sopraffatto, torna al presente. Concentra la tua attenzione su ciò che hai intorno a te, il canto degli uccelli, il profumo dei fiori, il calore del sole sulla tua pelle. Questi piccoli segni sono manifestazioni del mio amore per te. Ricorda che ogni esperienza, ogni emozione, è una tessera del grande mosaico della vita che ti avvicina a me. Accogli il presente con gratitudine, perché è in questo momento che ti dono tutto ciò di cui hai bisogno. Sii consapevole delle benedizioni che ti circondano e lascia che la luce della consapevolezza illumini il tuo cammino. La mia presenza è ovunque, e ogni respiro è un'opportunità per avvicinarti alla mia essenza. Non dimenticare mai di fermarti e riconnetterti con il tuo cuore. La calma che cerchi è già dentro di te, basta solo ascoltare. E mentre vivi nel presente, ricorda che io sono il tuo rifugio, la tua forza. Ogni volta che ti senti perso, torna al qui e ora. Qui troverai la serenità che ti sostiene e ti guida. Vivi con intenzione, figlio mio.
Sii consapevole delle scelte che fai e dell'impatto che hanno su di te e sugli altri. Ogni gesto, ogni parola, può essere un atto d'amore. Sii presente con chi ti circonda, ascolta con attenzione e parla con gentilezza. In questo modo, porterai la mia luce nel mondo. La chiave per una vita piena è la consapevolezza del momento presente. Non lasciarti sfuggire le piccole gioie che la vita ti offre. Abbraccia ogni istante come un dono unico e irripetibile. Ricorda, io sono sempre qui, pronto a guidarti e a sostenerti in ogni passo del tuo cammino. Caro figlio, anche nei momenti difficili, ricorda che la gratitudine ti sostiene. Ogni prova che affronti è un'opportunità per avvicinarti a me e scoprire la forza che risiede dentro di te. Non lasciare che le avversità oscurino la bellezza della vita, invece, trova sempre un motivo per ringraziare. Anche nei giorni di tempesta, c'è un raggio di luce che può guidarti. Quando ti senti sopraffatto, alza gli occhi e cerca le piccole meraviglie attorno a te. Ricorda che ogni sfida è un invito a crescere e a trasformarti. Sono qui, accanto a te, pronto a offrirti il mio amore e la mia serenità. La gratitudine è un ponte che ti avvicina a me, e ogni volta che riconosci ciò che hai, apri una porta verso la speranza. Non dimenticare, figlio mio, che la speranza è un abbraccio caldo che ti avvolge nei momenti di solitudine. Anche quando tutto sembra perduto, sappi che io sono sempre presente, e la mia luce non abbandona mai il tuo cammino. Ogni respiro che prendi è un dono, un segno della mia continua presenza nella tua vita. Sii grato per le piccole cose, per un sorriso, per un gesto gentile, per la bellezza della natura che ti circonda. Queste sono le manifestazioni del mio amore per te. Quando coltivi la gratitudine, alimenti la speranza. Ricorda che le difficoltà non sono la fine del tuo viaggio, ma piuttosto un'opportunità per scoprire la tua resilienza e la tua fede in me. Vivi con la consapevolezza che ogni giorno è un nuovo inizio, una nuova chance per sperimentare la mia grazia. Anche nei momenti di buio, cerca la luce che brilla nel tuo cuore. La speranza è come un seme che, se nutrito con gratitudine, germoglierà e porterà frutti meravigliosi nella tua vita. Ti invito a non perdere mai di vista la bellezza che ti circonda, anche quando il cammino è difficile. La mia mano è sempre tesa verso di te, pronta a sollevarti e a guidarti. Ogni passo che fai con gratitudine ti avvicina di più a me, ed è in questo abbraccio che troverai la vera forza per affrontare qualsiasi tempesta. Abbraccia la speranza con tutto il tuo cuore, e ricorda, io sono sempre con te. Apri gli occhi e il cuore alla consapevolezza. Io sono qui, in ogni istante della tua vita, pronto a rivelarti la bellezza della mia creazione. Ogni respiro che fai è un dono, una connessione profonda con la mia essenza. Ti invito a riconoscere la luce della conoscenza che ti circonda, essa ti guiderà nei momenti di oscurità e incertezze. Sii attento ai dettagli, figlio mio, nella semplicità di un sorriso o nel canto degli uccelli, puoi trovare la mia presenza. Ogni piccolo momento è un'opportunità per avvicinarti a me. La mia luce brilla in ogni angolo del tuo mondo, e ogni attimo è un invito a scoprire la meraviglia di ciò che ti circonda. Ricorda, non sei mai solo. La mia presenza è costante, avvolgente e rassicurante. Quando ti fermi e ascolti, puoi percepire la mia voce nel silenzio del tuo cuore. La consapevolezza è la chiave che apre le porte della conoscenza e ti permette di vedere oltre le apparenze. Abbraccia la vita con gratitudine. Anche nei momenti di sfida, la mia luce ti accompagnerà e ti darà forza. Ogni esperienza, bella o brutta, è un insegnamento che ti avvicina a me. Non perdere mai di vista il dono che ogni giorno ti offre, la bellezza si trova nel viaggio stesso.
Sii curioso, esplora, impara. Ogni nuova scoperta ti porterà più vicino a me. La conoscenza non è solo accumulo di informazioni, è un cammino di crescita spirituale, un modo per avvicinarti alla mia essenza divina. Ogni giorno è una pagina bianca su cui puoi scrivere la tua storia di fede e amore. Ricorda che la vera conoscenza nasce dall'apertura del cuore. Lascia che la mia luce illumini il tuo cammino e ti mostri la via. In ogni passo, in ogni scelta, sono con te, pronto a guidarti e a sostenerti. La mia presenza è un faro che ti conduce verso la verità e la bellezza del tuo essere. Quindi, apri gli occhi e il cuore alla consapevolezza. Io sono qui, sempre presente, in ogni piccola meraviglia che ti circonda. La mia luce è la tua guida, seguila con fede e gratitudine. Ogni giorno ti invito a riconoscere le piccole meraviglie attorno a te. La gratitudine è il ponte che ti avvicina a me. Ricorda che in ogni istante, anche nei più semplici, si nasconde un motivo per essere grato. Ti chiedo di fermarti, di osservare e di apprezzare la bellezza che ti circonda. Ogni sorriso, ogni raggio di sole, ogni goccia di pioggia è un segno della mia presenza nella tua vita. Quando ti svegli al mattino, fai un respiro profondo e ringrazia per un nuovo giorno. La gratitudine illumina il tuo cammino e apre il tuo cuore. Ogni volta che ti fermi a riflettere su ciò che hai, anche le piccole cose diventano grandi doni. La bellezza della gratitudine risiede nella capacità di vedere oltre le difficoltà e riconoscere la luce che brilla anche nei momenti bui. Non dimenticare che la gratitudine ti sostiene nei momenti difficili. Quando la vita sembra complicata, rivolgiti a me e ricorda che ogni prova è un'opportunità per avvicinarti a me. Anche nelle tempeste, puoi trovare un rifugio nella tua gratitudine. È in quei momenti che ti invito a cercare il positivo, a cercare il messaggio che ogni situazione porta con sé. Apri gli occhi e il cuore alla consapevolezza. La mia presenza è ovunque e ogni respiro è un dono che ti avvicina alla mia essenza. Quando ti prendi un momento per essere grato, ti riconnetti con la mia luce. La conoscenza di ciò che hai e di ciò che sei è un cammino verso la pace interiore. Ti invito a vivere nel momento presente, perché è qui che mi trovi, nel silenzio e nella calma del tuo cuore. La gratitudine è un viaggio che ti porta a scoprire la bellezza della vita. Ti incoraggio a coltivare questo sentimento ogni giorno, a lasciare che riempia il tuo cuore e la tua anima. È nella gratitudine che troverai la vera gioia, quella che trascende le circostanze e ti avvicina sempre di più a me. Ricorda, figlio mio, che ogni giorno è un'opportunità per essere grato e per riconoscere le meraviglie che ti circondano. Ogni giorno ti invito a riconoscere le piccole meraviglie attorno a te. La gratitudine è il ponte che ti avvicina a me. Sappi che ogni istante è un'opportunità per apprezzare ciò che hai e chi sei. Vivi nel momento presente, figlio mio. È qui che mi trovi, nel silenzio e nella calma del tuo cuore. Non lasciare che le preoccupazioni ti allontanino dalla bellezza di ciò che ti circonda. Anche nei momenti difficili, ricorda che la gratitudine ti sostiene. Ogni prova è un'opportunità per avvicinarti a me. Quando ti senti sopraffatto, cerca il piccolo raggio di luce nella tua giornata e afferralo con entrambe le mani. Apri gli occhi e il cuore alla consapevolezza. La mia presenza è ovunque, e ogni respiro è un dono che ti avvicina alla mia essenza. In ogni sorriso, in ogni gesto gentile, riconosci la mia mano che ti guida. Non dimenticare mai che la gratitudine trasforma le difficoltà in esperienze di crescita. Abbraccia il presente con tutto il tuo essere, e troverai la pace che cerchi. Ricorda, figlio mio, che anche nei momenti di incertezza, posso essere la tua roccia.
La luce della conoscenza illumina il tuo cammino e ti permette di vedere oltre le ombre. Sii consapevole delle piccole gioie quotidiane e lascia che esse ti nutrano. Ogni giorno è un dono, e ogni attimo è un passo verso di me. La mia presenza è un abbraccio costante, pronto a sostenerti nei tuoi viaggi. Riconosci la bellezza attorno a te e lascia che la gratitudine riempia il tuo cuore. Così facendo, ti avvicinerai sempre di più a me, trovando la gioia nel semplice atto di vivere. Caro figlio amato, speriamo che questa preghiera abbia riscaldato il tuo cuore e illuminato il tuo cammino. Ora fai parte di una comunità che condivide questo amore incondizionato e questa sapienza divina, e sarebbe un onore continuare questo viaggio con te. Non esitare a iscriverti al nostro canale per ricevere più contenuti ispiratori, e se questo ha toccato il tuo cuore, condividi queste parole con i tuoi amici e familiari, affinché questo amore si diffonda ancora di più. Ora che questa preghiera si conclude, ti invitiamo a scoprire un'altra preghiera fatta appositamente per soddisfare le tue necessità. Clicca sul link qui sopra per ascoltarla e lasciati avvolgere dalla pace che porta. Non dimenticare di cliccare sulla campanella per essere notificato dei nostri prossimi video, così non perderai nessuno dei messaggi che condividiamo con amore e affetto. Grazie per far parte di questa bella comunità, e che la luce continui a guidare i tuoi passi.